Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Benvenuti a Il Segno, appunti di grafologia. Oggi parliamo dei segni, della scrittura e dell'alfabeto. Nell'uomo ogni atto è comunicazione verbale mimica oltre che muscolare. La parola è il verbo, la mimica ne esprime appieno l'azione. Il segno è l'espressione semplice di una realtà o di un fenomeno e come tale ci permette di conoscerne uno o più aspetti. Dall'orientare i segni secondo categorie comuni, note e trasmissibili e da tutti riconoscibili, ne scaturisce il significato. Ad ogni segno corrisponde una spiegazione della sua natura e del suo valore e ci permette di associarlo ad altre realtà concrete e astratte. Dalla riproduzione dei segni con l'utilizzo di strumenti idonei è iniziato il simbolismo espressivo, che a sua volta ha sviluppato il fondamento della scrittura e quindi della grafologia, cioè il grafema. Che cos'è il grafema? Parliamo dei costituenti grafici della scrittura. Sono grafemi, con la radice greca grafo, scrivo, che riproduce nello scritto i suoni della lingua, il segno elementare non suddivisibile che costituisce il linguaggio scritto. Più semplicemente i grafemi sono le piccolissime parti associate tra loro che danno luogo alle lettere, alle parole, alle pagine, ai libri, alle biblioteche. Abbiamo quindi come grafemi i puntini, le aste dritte, le aste rovesciate e pendenti, gli occhielli, le anse, i ricci, i filetti e i trattini. A questi si aggiungono gli accessori della scrittura, accenti, punteggiatura e apostrofi. Gli accessori grafici sono tutte quelle parti che pur fondamentali per costruire una lettera non fanno parte del corpo letterale. L'asta è la parte rettilinea di una lettera con andamento dall'alto verso il basso, il filetto è la parte abitualmente curvilinea che dal basso sale verso l'alto del foglio e si presenta di solito più sottile. Il legamento è l'elemento di congiungimento tra le lettere. Il riccio può essere di avviamento all'inizio della parola interletterale e finale. L'allungo è la parte eccedente in senso verticale il corpo letterale e può essere superiore nelle lettere B, D, H, F, L, T e inferiore nelle lettere F, G, P, Q. Il corpo letterale della lettera si ha una volta esclusi gli accessori e si suddivide in tre tipi: corpo ad occhiello, corpo letterale ad asta, corpo vario, tutte le altre lettere. E infine abbiamo l'alfabeto. L'alfabeto italiano è composto da 21 lettere, alle quali sono state aggiunte le lettere J, K, W, X, Y. Abbiamo le lettere minori, quelle che come minuscole presentano un'altezza pari al corpo delle lettere, e quindi A, C, E, I, J, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z. Abbiamo le lettere discendenti semplici, sono quelle che hanno l'allungo inferiore formato da un'asta e sono la P, la Q e la Y. Abbiamo le lettere ascendenti semplici, sono quelle nelle quali l'allungo superiore è costituito da un'asta, lettere D, T, K. Le lettere discendenti occhiellate, nel nostro alfabeto abbiamo solo la G minuscola, che nell'allungo inferiore presenta un rigonfiamento definito asola. Abbiamo le lettere ascendenti occhiellate, che possiedono un rigonfiamento nell'allungo superiore definito asola e sono la B, la H e la L minuscole. E poi abbiamo le lettere maggiori, che sono costituite da un allungo superiore e inferiore della lettera partendo dal corpo letterale. E nel nostro alfabeto l'unica lettera maggiore è la F, parliamo sempre di scrittura in corsivo.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.